Amici sportivi, benvenuti alla settima gara del GP Maestoso, ovvero la gara 2 della pista azzurra a Jesolo. Purtroppo, come per Misanino, non sappiamo ancora i risultati di gara 1, ma ciò che sappiamo è che qui con noi c'è un pilota con cui scambiare due chiacchiere. Oggi, direttamente dalla scuderia Alfa Marameo, abbiamo con noi Matte. Ciao Matte! Ciao Franz! Allora, come stai dopo l'incidente di gara 1 di Misanino? È stato parecchio brutto, sei andato contro i gommoni. È stato un brutto incidente, sì. Fortunatamente dopo ho fatto degli esami con il dottor Carles, ha detto che è tutto a posto, quindi speriamo di continuare senza problemi. Molto molto bene. Riguardo la carriera durante questo campionato, diciamo, l'anno scorso hai vinto il premio Rookie of the Year, è andato bene. Qua invece sembra che manchi qualcosa. Cosa c'è che non sta andando in questo campionato? Guarda, ci stiamo guardando in questi giorni, ma non trovo il passo. Anche a Misanino era una bellissima pista, una delle mie preferite, però non so, non riuscivo a trovare il feeling con il cane. Si vede purtroppo questa stagione sta andando un po' male, ma anche se sta andando male, credi che in queste ultime due gare si possa cambiare qualcosa? Magari rimettere un attimo a posto il campionato prima della fine? Credi sia possibile? Guarda Franz, devo dire che sicuramente dopo la prima gara in pista azzurra, durante questa seconda gara posso fare il meglio. Speriamo bene. Spero bene anch'io. Signore e signori, quindi gara 2 sta per partire tra poco, ma stavolta non dimentichiamoci che abbiamo il nostro appuntamento col Greg Tech & Go per un breve ripasso della pista. Linea Greg! Eccoci friends! Purtroppo mi hanno spedito in Qatar su questo cassone, infatti spero che mi riportino indietro a Jesolo, c'è il porto, quindi spero di arrivare in tempo per la gara. Comunque via col giro, eccoci qua! Come solito, prima curva incredibile, è uguale alla gara di prima. E poi dopo curva 2 è uguale alla gara di prima, però ho visto che molti piloti qui sbagliavano molto perché tentavano di portare tantissima velocità e quindi uscivano lentissimi, che causava una perdita di tempo enorme. Poi curva a sinistra, curva a destra e arriviamo a questo settorino qua. Come avevo detto prima è molto importante perché questa curva molto lunga a sinistra permette di salvare molto tempo se fatta bene, che poi riporta questo super curva a destra. Qua ho visto i piloti invece che la facevano molto bene. Poi questo ultimo settore molti non l'hanno capito, qua bisogna stare molto stretti a sinistra e uscire larghi, in modo tale che l'ultima curva a destra ti permette di uscire a cannone sul rettilineo, e questo è un giro velocissimo a Jesolo. Si tiene l'esterno anche qui, adesso è interno per lui, avvicinissimo. Fede c'è! Buongiorno amici sportivi, eccoci a gara 2 del GP Staff della pista azzurra di Jesolo. Qui vediamo i piloti pronti a rientrare, a risalire sui kart. Ricordiamo, oggi c'è la griglia inversa. Vediamo qua intanto Harry un po' sconsolato vista la gara di ieri, e vediamo che ha anche avuto dei problemi al kart nel giro di formazione, infatti è rimasto addirittura a piedi, l'hanno dovuto spingere. Come dicevamo, si partirà a griglia inversa, quindi ecco le posizioni, con Greg che parte ottavo dopo la vittoria in piena difesa sul Fede di ieri. Non credo abbiano toccato il setup entrambi perché erano fulminei già con il setup di gara scorsa. Fede, che era però il più veloce, adesso non dovrà superare Greg, ma dovrà superare Pippo che gli parte davanti. Cliente non facile considerando che ha tutti gli interessi nel tenere Fede dietro, dopo che proprio ieri Fede l'ha risorpassato in classifica. Attenzione a questi due perché faranno scintille. Umbe con un gran passo si mette quinto, ma deve risuperare tutti quelli con cui ieri ha combattuto. Toby è quarto con davanti Tarta, entrambi pronti ad attaccare la prima fila che ieri è andata malissimo, entrambi nella via del non dove, con Henry in seconda posizione chiamato a un recupero enorme. A detta sua hanno trovato ciò che non andava ieri, per cui oggi promette di vederne delle belle e delle diverse sicuramente da gara scorsa. Matte invece sembra ancora nel pallone, dal warm up di stamattina ci fa capire che non ha capito bene cosa ha sbagliato, ma è pronto comunque a partire dalla prima fila. Ed eccoci, piloti schierati in griglia. Piloti in griglia, attenzione però. Attenzione, ci sono mani in alto. È Greg. Attenzione. Attenzione, Greg al kart spento. Si è spento il kart di Greg. Colpi di scena, vediamo se fanno in tempo. E se non fanno in tempo è un disastro per Greg. Ok, dall'ok.
E allora ci siamo, il semaforo sta per diventare di un verde splendente. Pistone di gas. E via con la caramba la partita. Partiti. Subito. Mamma mia che spunto di Harry, ma più che altro bruttissimo spunto di Matte che è rimasto a dormire. Attenzione, Pippo che spunto, mamma mia, No, sembra vabbè, che... ma Pippo dall'esterno li passa tutti. Attenzione, si parte in seconda posizione. Anche Fede partiva settimo ed è secondo. Ma che rimescolamento incredibile. Ah, veramente è stato incredibile. Sembra quasi che partire larghi a Jesolo sia migliore. Lo abbiamo visto anche alla partenza ieri di Umbe. Si parte veramente a cannone. Forse c'è più trazione in quel punto della pista, non saprei dirti, ma Pippo è stato fulmineo. Nonostante questo però è stato Fede a trovare il buco migliore in cui infilarsi ed è secondo, ma la partenza di Henry è stata messa sottotono dal loro recupero. Nonostante ciò è stata una partenza incredibile, si trova già davanti con un suo distacco. Pippo all'interno di Toby non perde tempo e si mette già alla rincorsa di Fede, che in realtà questo fa già parte di un piano che Pippo sperava di non dover attuare. Partendogli davanti Pippo doveva quantomeno tenere dietro Fede. Chi non è riuscito a passare E invece qua Greggy che vediamo che è rimasto un po' indietro. Forse anche problemi tecnici all'inizio gli hanno reso una difficile partenza. Vediamolo qua in completa rimonta. Ne ha appena sorpassati due, mentre dicevamo che era rimasto un po' indietro. E gli piace smentirci. Ma Vediamo il replay qua, della partenza di qua, Pippo. perché Pippo è partito da lì dietro e in questo momento ha avuto una trazione che ha superato tutto il gruppone dall'esterno. E sono poi... 4 tra l'altro abbaiati Mamma mia, in 4 wide. Però ecco Fede, perché è veramente inspiegabile come Fede sia trovato da settimo a secondo. Era partito anche male, guarda, perché Greggy lo stava affiancando. Salvo che poi si mette all'interno qui e trova un tunnel completamente vuoto, perché tutti sono andati a difendere Pippo dall'esterno e Fede si è trovato la porta spalancata qui all'interno. Con le chiavi in mano era Fede addirittura. E adesso torniamo alla corsa. Vediamo che qua c'è Harry che cerca di scappare da Fede, che corre subito all'inseguimento. Subito dopo Pippo, Toby, Greggy, Tarta, Matte e Umbe. Eccoli qua, vediamo i primi due piloti di testa. Sicuramente Fede, come aveva detto nelle interviste, cercherà di vincere questa gara, anche perché lui vuole vincerla, gli servirebbe, gli farebbe bene. Il passo gara sta dicendo che Fede attualmente è il pilota più veloce in pista, quindi sta recuperando Henry. Attenzione a Greg però negli scarichi di Toby, ruota con Toby, non può fare niente il pilota di Kia Lenovo, che si è visto la pinna gialla dello squalo Greg entrare subito lì in curva 1. fulmineo Greg nel suo recupero dopo la partenza in cui è rimasto un po' infossato dietro, deve andarli a recuperare. Ma ciò che stavo dicendo è che Fede sembra un po' più veloce di Henry in questa fase di gara e sembra che lo stia andando a prendere, anche se non così velocemente, ma rischiamo gli ultimi giri di vederli molto vicini, proprio come era successo in gara 1. Non fatico a credere che adesso Greggy andrà a prendere anche Pippo, perché comunque abbiamo visto il passo che sta ottenendo e che riesce a incidere. È veramente incredibile. Chissà se fosse riuscito a partire magari un pelino meglio come sarebbero andate le cose. Intanto vediamo qua dietro la bagarre tra Tarta, Umbe e Matte, che stanno dando un vero e proprio spettacolo. Se le stanno suonando di santa ragione. Sono gli stessi di ieri. Non ci sono Henry e Toby però che sono più avanti, ma come ieri qui si stanno scornando senza regole, senza Guarda legge. qua Umbe ci prova ma non riesce ad Chiuso da affacciarsi Tarta. all'interno. Stanno veramente spingendo, pushing to the limits. Non c'è legge lì dietro, c'è il Far West dalla C'è sesta poco posizione in da giù, fare. mentre qui c'è poco da scherzare per Pippo. Infatti si guarda dietro, non ci crede di averlo già lì, vede già la pinna gialla, vede già Greg è nei suoi scarichi, e quando c'è Greg negli scarichi non è bello, puro. non è bello, comincia a tremare, Anche perché arriva bello silenziosetta e dal nulla ti fa la staccata che non ti aspettavi, non l'avevi visto arrivare, non l'avevi sentito arrivare. Vediamo, e poi perché adesso verso la curva finale di questo circuito, verso il quinto sicuramente giro, cercherà di attaccarsi. per forza, perché sono attaccati con la corda. Sono attaccatissimi. Deve staccare a il 3 paracadute. centimetri di distanza. 3 Ci centimetri. proverà adesso sicuramente. Ma qua Pippo non ha neanche Pippo ha provato a sbagliato chiudere. completamente la Qua gli ha staccata. lasciato il tappeto rosso per entrare dentro. Ha frenato tardi Pippo, ha provato forse a portare velocità. Gli ha servito anche il preservativo e gli ha detto prego si infili. Qui non c'è stato niente da fare per il pilota di Piaggio Monster. Ha un po' battezzato male la curva. Se a passo però può attaccarsi, magari ce la può fare. Non so se Greg ha il passo per andare a prendere Fatico a i primi due. crederlo. Non penso che Greg abbia il passo per andare a prendere i primi due, Stanno anche perché andando sono molto molto forte. lontano. Però penso che riuscirà a staccare un po' Pippo, perché comunque ha fatto un recupero veramente fenomenale. Ha recuperato 5 posizioni nel giro di pochissimi giri. E mentre stiamo raggiungendo la metà gara verso il giro 6, è doveroso dire che Fede non è più il pilota più veloce in pista, ma Ha Henry preso sta margine. girando sui suoi tempi.
Adesso Fede non riesce più a guadagnare su Henry come prima, che ricordiamo aveva settaggi nuovi rispetto a gara 1, quindi magari era anche una questione di prendere confidenza. Devo dire che sì, ha trovato, attenzione perché forse Umbe su Matte. Ci ha provato, si era buttato in Italia, infatti ce la fa. fatta. Io qua sento le bestemmie di Matteo, poverino. No, Sicuramente weekend Matteo, un po' infelice. Matteo non c'era proprio questo weekend, devo dire, anche in partenza, al di là di settaggi non trovati e non si trova con la pista e cose, ma in partenza è stato evidente che non è proprio partito, ha perso stava qualcosa facendo come, la grande nanna. ha perso qualcosa come 5 posizioni. Non è la prima volta che Matte partendo primo si trova a dover fare i conti con una partenza Va veramente detto brutta. che parte molto svantaggiato avendo un setup terrificante, però ci ha messo anche del suo schiacciando un bel pisolino in partenza. Sì, anche adesso ho sbagliato la traiettoria, infatti Tarta subito dentro non si fa pregare per entrare, ma fra l'altro Tarta questo non lo fa di certo mai e si prende la 7ª posizione. Comunque è doveroso dire che sì, Matte non sta andando, ma anche il weekend di Tarta è piuttosto sottotono. È molto buio. Vediamo che fa fatica anche lui a trovare passi. Infatti adesso c'è passato Matte, ma secondo me vedremo che staranno lì un po' per tutta la gara. Umbe però adesso c'ha pista libera da Tarta e Matte e credo che punterà a riprendersi Toby. Ricordiamo che stanno ancora combattendo per il campionato Toby e Umbe, mentre qui davanti Fede, che rincorre una vittoria che ancora non è arrivata in questo campionato, e ce la sta mettendo tutta per... E attenzione, mamma mia, ma Matteo ha mollato i freni e ha botta! cercato il contatto con Tarta per rallentare. Incredibile. Non ha visto che non ci stava fin quando era troppo tardi. Meno male non è successo niente, ma diciamo che lì si è vista una botta. Si sono mosse le carene azzurre del kart della pista azzurra di Tarta. Stavo dicendo che Fede non ha ancora trovato la vittoria questa stagione e forse dopo la gara di ieri, sapendo di partire davanti a Greg con Henry in difficoltà, si aspettava che oggi potesse essere la sua chance. Non aveva fatto i conti con la Forderia Giampaolo Ladro, che dopo sì l'errore gravissimo di setup della scorsa gara, perché si sono persi davvero tanti punti lì, ma la scuderia verde si è messa a posto perché oggi sta andando veloce, anzi adesso proprio fa segnare il giro più veloce della gara. E Fede sta cominciando a perdere del terreno, salvo che poi comunque la sua seconda posizione è abbastanza assicurata per il momento, perché Greg è molto lontano. Greg però è lontano. Come pensavamo prima, ha dato quel po' di spazio a Pippo, si vedeva che il passo c'era. Semplicemente mancano troppi pochi giri per riuscire ad andare a riprendere i primi due. No, ma anche perché è il terzo pilota più veloce in pista ed è anche il terzo in pista, quindi direi che è difficile pensare che le posizioni gli cambino. Tra l'altro. Se possiamo pensare a qualcuno di vicino, abbiamo Tarta e Matte comunque molto attaccati. Però per il resto tutti si stanno facendo il loro ritmo in gara. Forse è proprio qui che dobbiamo stare, sulla battaglia per l'ultima posizione. Si stanno scannando, mentre qui Henry continua a guadagnare metri su Fede. Instoppabile oggi, sul setup giusto si è trovato bene sicuramente. Adesso bisogna dire che con questo risultato il campionato tornerebbe un po' a risplendere per Henry. Mi pare, se non vado errato, che si comincia a parlare di un punto di distacco. Esatto, dovrebbe essere un punto di distacco che si giocherà all'ultima tappa del GP maestoso. Assolutamente, quindi bisogna pensare che se Greg non riesce a prendere Fede, e per il momento sembra che non sarà così appunto, penso che potremo vedere una finale con i due contendenti, i due protagonisti di questa stagione, perché alla fine le gare, l'unica gara che ha vinto Pippo le hanno vinte tutte loro, e devo dire che la battaglia fra Henry e Greg, scontri ravvicinati fra loro due li abbiamo visti proprio soltanto a Chioggia, magari si farà un bel weekend chissà peso. X-Bikes, sarebbe da fiato sul collo. E io però pregherei la regia di andare davanti a Tarta e Matte per vedere, perché sicuramente l'avevamo visto, erano ancora molto vicini, e come dicevamo il passo purtroppo era quello buio di un weekend scuro. Occhio perché inizia l'ultimo giro, è vero, quindi c'è veramente poco tempo, ma ho visto Umbe che rispetto al distacco che aveva lo scorso giro ha fatto un giro della Madonna e adesso si trova non troppo lontano da Toby, ma forse un giro è troppo poco. Comunque eccoci qua nell'ultimo settore. Fede è troppo distante. Sogni di Fede sminuiti da questa prestazione di Henry. Ci sperava Fede in una vittoria qui a Jesolo, la poteva prendere, ma non aveva fatti i conti con Henry, il pilota in verde, che vince la seconda gara di Jesolo con dietro Fede. Ottimo anche lui, ed eccoli qua. Greghi che passa terzo subito davanti a Pippo, purtroppo è stato oscurato dalla presenza onnipotente di Greghi. Intanto vediamo qua appunto le ultime due posizioni.
Matte e Tarta Sull'ultimo che ci settore. prova all'ultimissima Forse curva, qui ma non l'incrocio. ce la fa. Intanto arrivano Toby e Umbe. Vedo che i transponder sì, Tarta ce l'ha è fatta, ancora Tarta ce l'ha davanti, fatta. Tarta è ancora davanti. Vedo che- Peccato. I transponder di Fede e Greg non hanno dato l'arrivo al traguardo, ma sono abbastanza. Esatto, è andato tutto tranquillamente. Eccoli qua che sanno di essere a un punto di distacco. Forse ancora non l'hanno calcolato, ma sanno sicuramente che i cambiamenti in classifica sono notevoli. E Henry e Greg si stringono la mano, sempre corretti fra loro due. Però forse adesso, quando arrivano a vedere la classifica, salterà un battito per arrivare alla finale così vicini. Mentre purtroppo in questo weekend Pippo ha perso tanti punti su Fede. Ha perso tanti punti su Fede, difficile adesso riuscire a riguadagnare il terzo posto in campionato, che gli avrebbe fatto molto comodo. Purtroppo weekend un po' buio per lui, questo qua di Jesolo. Che in realtà è un weekend che è andato anche abbastanza bene, se Sì, guardiamo ha nel girato i complesso. danni che potevano essere. Però purtroppo qui la pista di Jesolo era di Fede, se non che poi non è stata di Fede in nessuna delle due gare per qualcosa che è andato storto. Ma d'altronde ci sarà un motivo se sono proprio loro due a giocarsi il campionato. Qui Greg che arriva, si prende un attimo per riflettere su quell'unico punto che lo separa. Grande rimonta per lui nel campionato finora. Ma andiamo alle interviste. Ciao Greggy! Eccoci, ciao Franz. Bene, questa gara l'hanno dominata Henry e Fede, però te sei comunque riuscito a classificarti terzo, eri lontano. Sarà stata colpa della griglia inversa? Sì, sono rimasto un po' truppato nel primo giro, quindi poi dopo ho perso un po' di tempo dagli altri. Il passo era più o meno simile, ho visto i tempi, però purtroppo il vantaggio che avevano guadagnato non mi ha permesso neanche di ritornarli vicino, ecco, quindi diciamo che è stata una gara un po' solitaria, a parte che con Filippo ho avuto anche un po' di difficoltà, però per il resto è andato bene, dai. Lo so, queste sono le cose che capitano con la griglia inversa. È arrivata tra l'altro la notizia a caso, nessuno se l'aspettava. Bene, pronostici per la prossima gara, ovvero l'ultima? L'ultima gara a Miramare sarà tosta perché ho visto i distacchi in classifica, sono veramente molto risicati tra me e Enrico, quindi sicuramente si andrà là con la mentalità del o tutto o niente. Vedremo, insomma, dipende anche da là come sarà la macchina in base al kart, lì dipende molto anche dal team. Purtroppo a volte il team sbaglia gli setup, lì c'è poco da fare, però dai, viste le ultime gare ho molta fiducia. Molto bene Greg, e allora noi ci vediamo all'ultima gara del campionato. Grazie Franz, alla prossima. Ciao Fede! Ciao Franz, ciao! Grandissima battaglia con Henry, anche se non eravate incollati come te e Greggy nella scorsa, però comunque una bella battaglia. Che cos'è successo anche in questo caso? Cos'è mancato che non ti ha permesso il sorpasso? Guarda Franz, allora all'inizio sono stato fortunato che sono riuscito a superare più o meno tutti subito e quindi non sono rimasto imbottigliato. Il passo era uguale a quello di gara scorsa, ho guardato i tempi alla fine e il mio tempo migliore era il tempo migliore della gara prima. Purtroppo più di così non riuscivo ad andare. Enrico era più veloce, non sono riuscito a raggiungerlo, ho fatto anche degli errori ma purtroppo niente, non ce l'ho fatta. Questo è un peccato per te. La prossima gara, come ho detto anche agli altri piloti, una delle più importanti è l'ultima. Pronostici per la gara, credi di riuscire a fare una vittoria proprio così all'ultimo? Lo spero Franz, devo avere fortuna, spero di avercela e vedremo. Molto bene Fede, allora noi ci vediamo nella gara più importante, l'ultima. Ciao Franz, ciao a tutti! Ciao Henry! Ciao Franz. Vittoria clamorosa dopo una gara 1 disastrosa purtroppo. Avevamo capito ieri che c'era qualcosa che non andava subito dopo le qualifiche, però pensavamo fosse meglio la situazione di come si è vista in gara, perché almeno eravamo quarti o quinti nelle qualifiche, ma poi siamo sprofondati senza nessuna possibilità. Ci sono cose che la direzione non mi permette di dire, ma purtroppo a volte va così, l'abbiamo visto con Greg a Cattolica, ci sono dei fattori che noi non possiamo controllare e questa cosa spero cambierà prima o poi, ma in ogni caso, gara 2 avevamo il kart, avevamo messo a posto le cose, quindi devo dire che è stato bello poter combattere là davanti, cioè non combattere là davanti in realtà. Lo so, comunque con Fede hai avuto una battaglia, eravate un po' distanti ma è stata comunque una bella battaglia. E vabbè, i problemi col team spero si siano risolti del tutto, perché anche a Cattolica era successa una cosa simile. Fortunatamente durante le qualifiche ve ne siete accorti in tempo. Detto questo, la prossima gara è la finalissima del GP Maestoso. Hai qualche preoccupazione o qualcosa che vuoi dirci a riguardo? Preoccupazioni sì, nel senso che sono di due tipi, una
che non posso controllare, l'altra che devo battere Greg, che è sempre stato, ho sempre considerato il pilota più veloce comunque, di velocità pura, quindi dovremo batterlo in pista quella volta lì, non c'è niente da fare, bisogna finire davanti a Greg la prossima gara, voglio finire davanti a Greg e voglio che questo campionato sia mio. Questo è lo spirito giusto, Henry, quindi noi ci vediamo alla finalissima del GP Maestoso. Spero di vederti anche lì a parco chiuso, ma spero di vederti anche lì da campione del GP. Ciao friends, ciao a tutti. E più che una battaglia è stata una partita al solitario per Harry, che comunque è riuscito ad arginare i danni di un weekend che era partito veramente oscuro. È riuscito ad arginare i danni, adesso c'ha un solo punto di vantaggio su Greggy, che è arrivato terzo, salvando quello che si poteva, vista la terribile partenza che purtroppo ha fatto. Secondo Fede, primo Harry, e sentiamo l'inno americano per la Forderia Giampaolo Ladro. E allora finisce qui il weekend di doppie gare a Jesolo, e come è successa l'unica altra volta del GP Maestoso in cui i piloti sono partiti con griglia inversa, anche questa volta Henry partiva secondo e ha vinto la gara. Questa statistica un po' così alla cavolo. Finisce quindi la gara davanti a Fede e Greg, riportandosi in testa al campionato con un solo punto da Greg che lo insegue. Secondo me ne vedremo delle belle qui, perché con questi distacchi qua si arriva a X-Bikes. Adesso stiamo per vedere la classifica, con una classifica serrata su diversi punti di vista. Ed ecco infatti la classifica alla fine della seconda gara del Gran Premio Staff della pista azzurra di Jesolo. Partiamo dal basso, questa volta vediamo Matteo, Umbe e Toby a pari punti, che se la giocheranno all'ultima gara per il sesto, settimo e ottavo posto. Salendo vediamo Tarta, Pippo e Fede, che oramai sembra quasi conclusa, se non per Fede e Pippo che potrebbero giocarsi il terzo posto, ma ci vediamo all'ultima gara con la battaglia finale tra Harry e Greg, separati da solo un punto.